Buongiorno a tutti, sono Cristina Guarda, consigliere per Europa Verde e oggi insieme ai colleghi Erika Baldin del Movimento 5 Stelle, Elena Ostanel di Veneto Che Vogliamo, Andrea Zanoni del Partito Democratico e Arturo Lorenzoni che appunto è il nostro portavoce di minoranza, abbiamo il piacere di ospitare in Consiglio regionale tre diversi gruppi di cittadini attivi, di cittadini che sono davvero molto attivi nella promozione della prevenzione sanitaria e della tutela ambientale, in particolare appunto nel territorio veneziano. Parlo del comitato No Inceneritore Fusina, di ISDE, Medici per l'Ambiente e dei Fridays for Future che oggi sono qui presenti per testimoniare l'urgenza di un'azione che sia di prevenzione sanitaria, di condivisione con i cittadini, ma soprattutto di azione politica per fare in modo che anche le promesse che fino ad oggi sono state fatte vengano portate a termine, vengano portate quindi a realizzazione. Parliamo di una zona, quella del Veneziano, che è un'area molto sottoposta a impatti e a danni da un punto di vista ambientale, a incontaminazioni che hanno e possono continuare a causare dei danni da un punto di vista sanitario e su cui c'è necessità di una azione molto più determinata da parte di una regione che è responsabile della prevenzione sanitaria. Oggi, tuttavia, il Comitato No Inceneritore Fusina, insieme con ISDE e Medici per l'Ambiente, ci vogliono raccontare di uno studio che hanno fatto, uno studio indipendente che ci dà una fotografia molto importante che dovrebbe e deve stimolare la politica e i tecnici della regione a intervenire sulla prevenzione appunto sanitaria attraverso lo studio degli alimenti. E quindi lascio immediatamente la parola a Mattia Donadel perché appunto ci presenti le motivazioni di questo studio sugli alimenti e poi successivamente grazie a ingegneri, medici e ai giovani rappresentanti dei Fridays for Future analizzeremo i diversi passaggi sia scientifici che poi operativi. Allora, intanto ringrazio la consigliera Guarda e tutte le consigliere e i consiglieri che ci hanno ospitato. Noi abbiamo chiesto di fare questa conferenza stampa qui oggi perché i dati che andremo ad esporre sono dati che parlano di un rischio sanitario molto grave, danno un'indicazione almeno in questo senso e quindi essendo la Regione Veneto l'ente che primariamente dovrebbe sovrintendere come dire, alla tutela della salute pubblica, ci pareva giusto come dire, dare questa informazione oggi nella sede del Consiglio regionale. Quindi vi ringraziamo per questa opportunità. Allora, intanto dico che vabbè, con me c'è una nutrita delegazione, poi parleranno altri. Io introduco un po' il tema. Voi sapete che noi siamo impegnati da diverso tempo, più di qualche anno, nel contrastare la realizzazione dell'inceneritore di Veritas a Fusina, ma adesso anche tutta la partita che si è aperta con Eni Rewind, quindi l'inceneritore che dovrebbe bruciare quasi tutti i fanghi del Veneto, anche quelli contaminati da PFAS, e quindi diciamo, ci siamo concentrati molto sui progetti e sulle cose, però parallelamente noi più o meno dallo stesso tempo ci stiamo spendendo per chiedere che vengano fatti degli approfondimenti nel monitoraggio ambientale e soprattutto dei biomonitoraggi per capire qual è l'effetto che hanno diversi impatti ambientali generati dalle fabbriche, dalle infrastrutture e quant'altro sulla popolazione e sull'ambiente. Allora, siamo riusciti, diciamo, non solo per merito nostro, ma anche per merito nostro, a ottenere l'avvio di un progetto che è proprio allo start in questi giorni, One Health Citizen Science con l'Istituto Superiore di Sanità, la stessa Regione Veneto e il CNR, l'Università di Padova, che andrà da qua al 2026 a fare dei biomonitoraggi proprio di tipo umano. Però diciamo, questo è un progetto che sta partendo. Noi, siccome siamo in una situazione in cui, per quanto ci riguarda le nostre vertenze che seguiamo nello specifico, c'è un problema che stanno partendo i lavori della seconda linea degli inceneritori di Veritas in una situazione in cui lo stesso Istituto Superiore di Sanità dice che la valutazione che loro hanno fatto sulla ricaduta dei fumi non è attendibile. Abbiamo questo tipo di problema. Abbiamo Eni Rewind che da qua a qualche mese ripartirà con il suo progetto, l'iter di approvazione, e quindi diciamo noi riteniamo che prima di partire con qualsiasi progetto che vada ad aggiungere inquinamento, vada ad aggiungere impatti ambientali, è necessario conoscere
bene qual è la situazione e qual è la somma degli effetti di tutte queste fabbriche, di tutte queste infrastrutture. E allora abbiamo cominciato a fare dei biomonitoraggi indipendenti. Abbiamo scelto di analizzare 4 campioni di uova nel nostro territorio. Adesso dico, ok, vabbè, questo è il titolo. Abbiamo scelto le uova perché le uova sono un veicolo, come dire, siccome le galline razzolano a terra, almeno quello che abbiamo scelto noi, ingeriscono terreno e in più le uova sono, come dire, ricche di lipidi, e le sostanze che abbiamo cercato, che sono diossine, PCB e PFAS, sono liposolubili sostanzialmente, quindi facilmente le ritroviamo nelle uova. Quindi abbiamo scelto questo. Sono 4 campioni che adesso dirò da dove li abbiamo presi, da dove li abbiamo prelevati, e lo diciamo fin da subito che 4 campioni non sono sufficienti per dare un quadro dettagliato e complessivo di qual è la situazione ambientale, qual è il rischio sanitario nel nostro territorio. Però le indicazioni che ci dà, il responso che ci danno i risultati sono comunque un'indicazione importante che merita di essere approfondita, e infatti questa è una delle prime richieste che facciamo. La scelta l'abbiamo fatta anche in base a uno studio che aveva fatto ARPA, ve lo vedete nella schermata, tra il 2010 e il 2016 aveva fatto uno studio dei prelievi per capire la contaminazione da diossine, PCB e idrocarburi policiclici aromatici nei suoli. Si è visto che nella nostra zona la concentrazione di queste sostanze è molto alta, insomma, rispetto alla media regionale, quindi un po' ci aspettavamo i dati che andremo ad esporre. Comunque noi abbiamo preso 4 campioni, abbiamo presi uno a Malcontenta Sud, in comune di Mira, quindi tra Malcontenta e Dogaletto, uno a Marghera Centro, città Giardino, un altro abbiamo preso a Marghera Villabona, poco a nord della barriera autostradale, e un altro a Oriago, quindi un po' più distante, perché il ragionamento è quello di capire, siccome i venti prevalenti sono da nord-est, è facile aspettarsi che le ricadute dei fumi, che contribuiscono ovviamente alla contaminazione dei suoli, possa trovare, come dire, conferme come dire, a ovest o a sud-ovest del SIN di Porto Marghera, che sappiamo è una delle aree più inquinate del nostro paese. Abbiamo fatto queste analisi, abbiamo fatto con tutte le precauzioni del caso e seguendo quelli che sono i protocolli, quindi mettendoci anche guanti di cotone sterile per non contaminare il guscio rispetto ai PFAS, li abbiamo conservati e li abbiamo consegnati a un laboratorio accreditato, Accredia, che è specializzato in analisi proprio su alimenti. Che cosa è venuto fuori io adesso vi espongo veramente in maniera molto sintetica i dati che sono emersi. I dati che sono emersi poi dopo verranno meglio spiegati dalla dottoressa Murgia, che ha approfondito da un punto di vista scientifico quello che può comportare il fatto che in queste uova ci siano così alte concentrazioni di queste sostanze. Allora, noi abbiamo trovato che in 2 campioni, il campione di Malcontenta e il campione di Villabona, le diossine e la sommatoria di diossine e policlorobifenile diossina simili sono oltre i limiti di legge. Limiti di legge fissati da un regolamento europeo del 2019, ma ben oltre, da 2 a 5 volte. Significa che queste uova non sono commestibili, cioè se le uova provenissero da allevamenti dovrebbero essere messe fuori commercio perché sono estremamente tossiche. Ovviamente queste sono uova che noi abbiamo preso da pollai di famiglie, di gente che si autoproduce come dire, le uova in casa, diciamo con le proprie galline che razzolano a terra, all'aperto, senza uso di antibiotici, di altri farmaci o quant'altro, mangiando quello che trovano nel terreno. E quindi questo è il primo dato. L'altro dato è che negli altri 2 campioni, quindi Marghera Centro e Oriago, per quanto riguarda diossine e PCB, siamo entro i limiti di legge, ma la concentrazione è comunque molto elevata, tant'è che, poi questo lo spiegherà meglio la dottoressa Murgia, già mangiando poche di queste uova in una settimana superiamo quella che sarebbe la dose tollerabile, e quindi questo è il dato vero.
L'altro elemento che emerge in maniera molto chiara, ma noi ce lo aspettavamo, ma insomma ci sentiamo dire che sostanzialmente qui il nostro territorio non è contaminato da PFAS, invece i PFAS li abbiamo trovati in misura più o meno paragonabile in tutti i campioni, che lo specifico, tre di questi campioni derivano da galline che bevono acqua di rete, di rubinetto, e uno solo, quello più alto, a dire la verità, acqua di falda pescata dal pozzo. Quindi questi sono i dati che noi abbiamo in mano e che adesso andremo a spiegare meglio. Il punto è che rispetto a tutti gli elementi, diciamo che spiegherà prima della dottoressa Vitalia Murgia l'ingegnere Franco Rigosi, che ci supporta in tutte le questioni molto tecniche. Il fatto è che tutta questa situazione, questa informazione che noi abbiamo rilevato, va ad aggiungersi a tutta una serie di altre indicazioni che noi abbiamo anche da rapporti ufficiali. Però sembra che, come dire, il problema non esista. Quando ci sono gli iter di approvazione degli impianti o quando sentiamo i proponenti, sembra che il rischio non c'è mai, l'impatto ambientale non c'è mai, i limiti di concentrazione vengono rispettati e che quindi il problema ambientale, il problema sanitario non si ponga. Con questo studio noi dimostriamo che invece proprio per gli inquinanti più persistenti, quegli organici persistenti, c'è un effetto di accumulo, quindi noi abbiamo tutto il portato di quello che è stato lo sviluppo industriale e infrastrutturale nel nostro territorio. Parlo del SIN di Porto Marghera e di tutta la cintura circostante, quindi Malcontenta, Marghera, la Riviera, il Milanese e quant'altro, e ovviamente tutto quello che c'è adesso e che c'è in programma. Ricordiamo che abbiamo comunque la centrale a carbone di Enne che continua ad andare a carbone, abbiamo un inceneritore che è iniziato a funzionare, abbiamo tutta una serie di situazioni, che il porto commerciale, le autostrade, l'aeroporto, che determinano una situazione grave e che ha i suoi effetti anche su quella che è la catena alimentare. Quindi noi chiediamo che di questa cosa se ne prenda atto e che ci si attivi di conseguenza. Poi magari verso la fine diremo anche esattamente che cosa andiamo a chiedere. Lascio la parola a Franco Rigosi che spiega un po' il quadro meglio di me. Grazie infinite. L'ingegnere Franco Rigosi, che è una voce anche dell'ambientalismo veneziano da molti anni, oggi in rappresentanza anche di ISDE ci racconterà delle fonti di pressione, perché il principio è prendersi cura dei territori e delle persone che abitano quei territori senza pensare ai progetti in maniera unidirezionale, ma analizzando il contesto in cui essi vengono inseriti. Per cui prego, ingegnere. Grazie. Questi dati sono un'aggiunta, diciamo un tassello in più che ci dimostra la situazione del nostro territorio. Una situazione già da anni tragica, con tanti dati che dimostravano che questa situazione è tragica. Voglio solo riassumere qualcuno. Nel nostro territorio, ormai da almeno 15 anni, l'inquinamento dell'aria supera di 2 o 3 volte ogni anno i limiti ammissibili fissati dall'Europa, che sono già molto superiori a quelli che dovrebbero tutelare la salute. Le polveri sottili, gli ossidi di azoto, gli IPA, sono superiori, ma appunto il doppio o il triplo rispetto ai limiti. E questi inquinanti dell'aria ricadono poi sui terreni e entrano nel ciclo alimentare. Stiamo pagando delle sanzioni all'Europa per infrazione alle leggi europee sull'inquinamento dell'aria, ma da appunto più di 15 anni non ci sono interventi seri per mitigare e ridurre questo impatto sull'inquinamento dell'aria. L'altro dato eclatante è lo studio Sentieri. L'Istituto Superiore di Sanità, attraverso questo studio, che è fatto in tutta Italia sui SIN, a febbraio di quest'anno ha mostrato i dati dei morti per tumori e malattie cardiocircolatorie e malattie correlabili all'inquinamento, e ha dimostrato che in Comune di Venezia c'è il 20% in più di queste malattie morti rispetto alla media regionale veneta, che già di per sé è circa il 20% superiore a quella nazionale. Quindi qui ci sentiamo cittadini di sacrificio, cioè qua c'è gente che muore da tanti anni e pare che nessuno mi interessi per questo 20% in più rispetto alla mortalità regionale. È un dato pesantissimo. Altri dati che si sapevano, quelli che ha accennato prima Mattia, cioè l'ARPA ha fatto uno studio sui terreni di tutta la regione Veneto, sui PCB, diossine e IPA,
in cui diceva serenamente alla fine la media per esempio dei PCB in regione è 1,7, a Marghera è 11,7. Le diossine a Marghera sono 194 nanogrammi per chilogrammo di terreno, la media regionale è 5. Cioè, capite di quanto è impregnato il terreno del nostro territorio. Queste sono le ricadute di 100 anni di zona industriale, soprattutto in base a uno studio fatto dalla provincia nel 2007 che studiava le emissioni e le ricadute nel territorio delle diossine, e c'è un bellissimo grafico che fa vedere come verso sud-ovest, quindi nelle zone della riviera, lì decadono tutte queste diossine che venivano emesse dal petrolchimico, dall'Enel di Fusina, dagli inceneritori, e questi causavano malattie perché la provincia ha studiato i tumori correlati alla diossina, e questi si concentravano a Fossò, Vigonovo, cioè tutte zone sottovento rispetto al petrolchimico e al SIN. Le uova non dimostrano altro che quel terreno lì è impregnatissimo, per cui chi razzola, chi mangia, assorbe tutto quello che c'è dentro, è arrivato in questi 100 anni di storia di Marghera. È chiaro che bisogna cambiare linea, vuol dire non fare altri impianti inquinanti che buttano fuori queste sostanze, adesso anche i PFAS, perché gli inceneritori sono quelli che buttano fuori più PFAS, perché il petrolchimico non li buttava fuori, e quindi questo 50% di limite dei PFAS è un segnale pesantissimo, cioè vuol dire che in pochi anni i PFAS sono già a metà del limite. E questa situazione è stata messa in risalto all'ONU, cioè all'inizio di quest'anno all'ONU, Orellana, che è venuto in Veneto a girare in Italia, ha detto che per lui la situazione di Porto Marghera è molto preoccupante perché non si prendono provvedimenti per tutelare la salute dei cittadini e non si fanno le bonifiche, perché il terreno inquinato, quello che produce questi effetti delle uova, e non solo sulle uova, perché sicuramente sulle verdure degli orti della gente c'è lo stesso effetto, è prodotto da uno strato di circa 20 centimetri di questi inquinanti che hanno impregnato i terreni. Quindi la regione potrebbe scarnificare e bonificare le zone peggiori per eliminare questo rischio e fare le analisi dei terreni, non solo dove abbiamo fatto noi il controllo delle uova ovviamente, ma per esempio negli orti sociali a Marghera, che sono sicuramente impregnati come questi. Mi fermo qui, lascio la parola alla dottoressa Murgia. Dottoressa Vitalia Murgia, a lei il compito di condividere con noi e poi anche consentendoci quindi di trasferire il messaggio in maniera adeguata in Consiglio regionale e ai cittadini, i risultati di questo studio, certo, e ciò che da questo studio si può trarre come indicazione anche per la Regione del Veneto, certo, intese appunto come azione di prevenzione. Grazie. Grazie a lei. Intanto volevo riallacciarmi subito ad alcuni termini che forse sembrano non essenziali, ma essenziale capire. Tutte queste sigle le lasciamo andare, vi ricordo che queste sostanze sono trilionesimi di grammi, che si misurano in picogrammi, che esiste una dose tossica equivalente che studia tutto quello che queste diossine, perché non sono tutte uguali le diossine, ce ne sono alcune di più pericolose, ma per questioni diciamo internazionali, anche scientifici, se i congeneri, si chiamano così, vengono valutati come tossico equivalenti. Vi ricordo anche che la dose tollerabile settimanale, ma ci ritornerò, è di 2 picogrammi per chilo di peso corporeo. Questo è un documento che vi citerò spesso perché il riferimento è un documento dell'Agenzia Europea per la Sicurezza del Cibo, che ha fatto su oltre 2000 campioni di uova la ricerca delle diossine. Si è visto che il loro picco massimo, l'upper bound come lo chiamano, arriva intorno a 4,4 picogrammi per grammo di grasso. E adesso ricordiamo un attimo, faccio fatica un pochino a vedere quello che c'è sullo schermo, quindi perdonatemi perché non ci vedo più così tanto, quindi uso la carta, che è la cara buona carta. Quindi ricordo che il limite di legge è inferiore a 5 picogrammi per grammo di grasso, un uovo ne ha 7 di grammi di grasso, di grammi di lipidi, e che sto parlando intanto del campione MAG1, che è quello che supera di 5-4 volte i limiti di legge,
e la quantità totale appunto di diossine per intero uovo è di 192,36. Voi potete vedere adesso in questa immagine, che io non commenterò molto velocemente, ho messo a sinistra una colonna con varie fasce d'età infantili, perché i bambini pagano il peso più grande sempre nell'inquinamento, e poi l'esempio degli adulti. Senza leggerla tutta, vi dico solo che, per esempio, un bambino di 2 anni avrebbe 24,4 picogrammi settimanali di dose tollerabile, quindi non dovremmo superarla, ma questi 24,4 sono complessivi di tutta la sua alimentazione. Con un solo uovo di questi della zona MAG1 si supera di 7,8 volte, con 2 uova che sono consentite a un bambino di 2 anni superiamo la dose di 15,76. Per farla breve, tutte le fasce d'età comprese i 9 anni superano più volte la dose tollerabile settimanale, e anche gli adulti non sono messi proprio bene. L'altro esempio che vi porto e che vi commento più velocemente, perché ormai ci siamo intesi su quello che sto dicendo, è invece un campione di quelli conformi. Conformi vuol dire che rispetta il limite di legge, in questo caso sono 4,5 picogrammi nel campione, che è 0,5 in meno del limite di legge, e guardate cosa succede. Per i bambini più piccoli, ancora una volta, vengono superati i limiti in tutte le età, addirittura di 2,5 volte se il bambino mangia 2 uova, e via via con la crescita si riduce ovviamente l'impatto, ma è sempre presente perché porta comunque una quota di diossine. Questi sono tutti gli alimenti da cui noi potremo trarre, assorbiamo diossine, quindi poi ci arrivano anche per l'aria e non solo con gli alimenti. Quindi voi dovete pensare che questo limite di 2 picogrammi per chilo settimana comprende anche tutti gli altri alimenti, che sono questa lunga lista che anche l'EFSA ricorda. Quello che è importante è pensare che se solo con un uovo la superiamo di 7,5 volte, potete immaginare cosa succede quando noi mangiamo altri cibi che contengono diossine, e ne mangiamo tanti. E questo è un dato europeo anche, cioè già l'EFSA ci dice che tutta la popolazione medio adulta, quindi adolescenti eccetera, supera da 2,7 a 15,2 volte la dose tollerabile settimanale complessivamente. I bambini da 5,3 a 23,2 volte, quindi vedete ma perfino i neonati, i lattanti, hanno un apporto superiore di molte volte a quello della dose tollerabile, senza contare quello che prendono dalle madri, perché purtroppo le diossine sono anche nel latte materno. Questo è giusto per darvi un esempio di cosa fanno queste sostanze. Coinvolgono, dal lato sinistro abbiamo una cellula enormemente ingrandita, dall'altro lato un corpo umano che pare sia composto da 37 trilioni di cellule. Le nostre sostanze, queste sostanze di cui parliamo oggi, le diossine, si misurano in picogrammi, quindi sono infinitesimamente piccole, e questo le rende capaci di entrare in contatto col nostro DNA, con i nostri cromosomi, con tutti i meccanismi più fini delle nostre cellule. Quindi l'infinitesimamente piccolo non deve essere visto come qualcosa di poco pericoloso, è molto pericoloso, perché arriva a danneggiare i meccanismi più fini. Scusate, ho dimenticato di dirvi che ci sono certezze assolute per la possibilità di avere tumori, lo sviluppo di tumori di tutti i tipi, non privilegia niente, le diossine non privilegiano nessun tumore, danni al sistema immunitario con deficit di capacità di difesa e malattie allergiche, danni dello sviluppo nel bambino, intesi come sviluppo fisico e sviluppo cognitivo o psichico, danni della riproduzione, quindi stiamo assistendo, e poi infine danni metabolici ovviamente. Questo è giusto per dirvi, stiamo attenti quando parliamo di limiti di legge, quando parliamo di stabilimenti che non inquinano, perché noi siamo esposti alla nostra salute e l'effetto, l'incrocio di tanti fattori, e uno dei fattori maggiormente prevenibili è proprio quello, è il danno ambientale. Quindi noi, quando non rispettiamo la sicurezza dell'ambiente, ci togliamo, cioè ci priviamo di quel privilegio di poter prevenire davvero le malattie. Perché sino adesso, vado più veloce,
Ci sono persone nel mondo che hanno sino a 92 sostanze contaminanti che poi entrano in contatto con il nostro metabolismo, ma soprattutto c'è un errore grossolano che coinvolge la parte scientifica di tossicologia e coinvolge chi costruisce, chi dà il permesso di costruire stabilimenti. Cioè c'è il fatto che sia la tossicità sia l'impatto di uno stabilimento viene valutato per singola sostanza. Quindi io doso quanta diossina, quanto PFAS, oppure nel corpo umano quanto è tossica la diossina, qual è il livello di tossicità. Quindi questo è un metodo a silos, come dicono gli americani, o di compartimentalizzazione. In realtà, per poter capire davvero come reagisce il nostro corpo umano, noi dovremmo ragionare mettendo i silos uniti, sia nella tossicità, quindi testando le sostanze, miscele di sostanze tutti assieme, sia quando si dà l'approvazione ad un nuovo stabilimento industriale, andare a vedere quanto aggiunge di impatto, non singolarmente, ma quanto aggiunge alla enorme già mole di contaminanti che è presente nel territorio. Io vi faccio vedere quanto sono poco tranquilla con i limiti di legge. Non solo l'uovo ce l'ha dimostrato che i limiti di legge non sono sicuri, questi sono i danni su PFAS, sono le uniche cose che dirò sui PFAS. Noi abbiamo in questo esempio il fatto che dal 2008 al 2018 l'indice, la dose tollerabile di PFAS è calata di 1750 volte. Quindi nel 2008 ci dicevano che eravamo sicuri con 1500 nanogrammi per chilo a giorno, e poi ci hanno detto no, al momento stiamo attenti, siamo sicuri se mangiamo 6 nanogrammi per chilo alla settimana, che sono 1750 volte in meno. Ma ancora ci hanno ripensato 2 anni dopo e l'hanno ridotta per la somma di alcuni PFAS, e poi non sappiamo in futuro. Quindi quando si parla di limiti di legge, i limiti vengono fatti sullo scibile di quel momento senza tener conto assolutamente dei dati già presenti. Per cui in politica ambientale è ora di finirla col criterio chi paga, chi inquina paga. In genere le aziende se ne vanno, vendono l'azienda e non pagano mai, pagano i cittadini. Si è passati a pensare anche al principio di prevenzione, che è comunque un passo avanti, ma il vero principio da rispettare è quello di precauzione, cioè quando già il mondo scientifico ha segnalato che ci sono problemi per una determinata sostanza, non aspettiamo che arrivi il disastro o che arrivino i danni diffusi, interrompiamo subito quella catena di produzione, cambiamola. Non vuol dire interrompere l'economia, come dice qualcuno. Sapete quanti miliardi si risparmiano non facendo ammalare le persone per i danni ambientali? L'Italia sarebbe tanto più ricca perché spenderebbe tanto meno in spese sanitarie. E anche le aziende, a fronte di rinunciare a un piccolo guadagno in più per qualche decennio, spenderebbero in innovazione e cambierebbero completamente il ciclo produttivo, rendendolo più benigno per l'ambiente. Io credo di aver finito e di poter dire da medico e in rappresentanza anche di tutta ISDA Italia che siamo molto preoccupati, ma siamo anche convinti che, insistendo così a spiegare anche qual è l'esito dell'inquinamento sugli esseri umani, forse riusciremo a cambiare le cose. Io ringrazio tantissimo la dottoressa Murgia, che è stata molto chiara nell'esprimere dei dati che sono molto complessi da raccontare e al contempo nel darci 2 indirizzi, che è quello appunto della prevenzione e della collaborazione insieme con il mondo produttivo per cambiare drasticamente approccio, non emergenziale ma precauzionale. Per questo motivo chiamo qui, in rappresentanza di Fridays for Future, Sebastiano Bergamaschi, perché oggi è una giornata molto importante. È una giornata molto importante perché il 15 settembre è una giornata di mobilitazione per il clima, attraverso la quale i Fridays for Future stanno facendo non soltanto sensibilizzazioni ma azioni concrete per cercare di investire la politica e i cittadini della responsabilità nella lotta alla crisi climatica, che parte dal principio appunto di tutela anzitutto del nostro patrimonio naturale e quindi si ricollega direttamente con l'inquinamento di cui oggi abbiamo parlato. Per cui Sebastiano, a te la parola. Grazie mille per l'occasione e la possibilità. Essere qua oggi è strano per noi in una giornata di mobilitazione, siamo molto più soliti e solite attraversare le strade, le piazze, le scuole e i tanti luoghi di socialità del nostro territorio.
Essere qua però per noi è comunque importante perché dopo diversi anni di mobilitazioni, riuscire ad affermare placidamente una serie di cose in queste sedi ha la sua importanza e rappresenta non per noi un piano di contraddizioni non indifferente. Riuscire ad affermare quello che Vitalia Murgia è appena riuscita ad affermare all'interno di queste sedi ha una sua importanza. E per questo oggi cerchiamo di dire qualcosa di estremamente semplice, non prenderemo parola rimettendo sul tavolo dati ormai più che noti, anche perché non siamo noi a portarli nelle sedi istituzionali, ma è direttamente l'ONU con le sue ultime dichiarazioni, piuttosto che pannelli di studio intergovernativi finanziati dalle stesse Nazioni Unite e che da ormai anni portano avanti quelle che sono le rilevanze scientifiche di fronte alla crisi climatica. Noi siamo qua semplicemente per dire che se di fronte alla crisi climatica e a tutti i rischi che la crisi climatica comporta, spesso si rischia di normalizzarli, di prenderli come un semplice dato numerico, ma come Vitalia ripeteva anche di fronte ai limiti di legge piuttosto che ai numeri di presenza di diossina e quant'altro, non stiamo parlando di numeri o materia fredda, stiamo parlando della morte delle persone, stiamo parlando di malattie, stiamo parlando di qualità della vita, stiamo parlando di dolore di tanti e tante. Di fronte a questo, di fronte ai danni della crisi climatica che toccano la questione delle malattie, ma toccano in generale la vivibilità dei territori e abbiamo visto come questo si dia a catena in tantissime altre situazioni. L'IPCC parlava di malattie e parlava di epidemie globali e pandemie globali già ben prima del Covid-19 e si è dimostrato questo tipo di situazione. L'IPCC parlava di innalzamento e del rischio di tensioni a livello globale per guerra per le risorse e tensioni di questo tipo e mi sembra che la situazione non stia andando a migliorare da questo punto di vista, come tante altre problematiche legate alla concatenazione di eventi che a livello globale ci porteranno sempre di più sull'orlo del baratro. Di fronte a questo, di fronte alla vita delle persone, quello che abbiamo sempre scelto è stato di portare la voce della lotta climatica sui nostri territori e di fronte alle contraddizioni che i nostri territori vivono quotidianamente. Di fronte alla crisi climatica si parla spesso e la scienza a livello internazionale richiede a gran voce da anni se non decenni. Si chiede un'inversione di rotta. Cos'è un'inversione di rotta? Porsi il problema del fatto che si sta andando nella direzione sbagliata e andare da un'altra parte. Bene, quello che dai consigli comunali ai consigli regionali a sicuramente in questo momento anche chi governa questo paese, ma in generale possiamo tranquillamente dire quello che le discussioni che vengono fatte anche all'interno dei momenti internazionali di discussione sulla crisi climatica come le COP, non stanno andando a discutere e a portare un ragionamento verso un'inversione di rotta, ma e la questione dell'inceneritore lo testimonia, stiamo continuando a investire e continuando a mettere soldi pubblici per non invertire la rotta, ma continuare ad accelerare nella stessa direzione. Ci chiediamo spesso e volentieri perché, ci chiediamo perché, nonostante le rilevanze delle diossine sul nostro territorio, come diceva Franco Rigosi prima, nessuno abbia fatto niente, nessuno abbia bonificato terreno o si sia fatto qualcosa. Perché, nonostante le evidenze scientifiche di fronte alla crisi climatica, nessuno stia provando davvero a fare qualcosa. Sappiamo che non c'è una risposta a livello globale, sappiamo che spesso e volentieri una risposta non possiamo aspettarci dalle istituzioni che continuano a testimoniare e a giustificare e a dare permessi a questo tipo di investimenti. Sappiamo però che dobbiamo partire da qualche parte, dobbiamo partire da quello che possiamo fare ognuno a casa propria, sui propri territori, per invertire davvero la rotta e farlo dal basso. Questo è quello che ci auguriamo di fare e ci auguriamo di farlo non solo opponendoci a cose come l'inceneritore e quant'altro, ma anche con tutta la campagna che portiamo oggi sui biomonitoraggi per dimostrare cosa vuol dire intimamente invertire la rotta, non solo fermarsi di fronte alla costruzione di nuovi impianti,
ma anche e soprattutto andare a vedere qual è la situazione di salute di un territorio e dei cittadini che la vivono e agire di conseguenza. Dovrebbero farlo le istituzioni, siamo qua come cittadini e cittadine per dire che quello che possiamo fare da parte nostra lo stiamo facendo, le campanelle d'allarme ci sono e sono evidenti, ora è il momento di agire e di ripensarci come una comunità che può decidere per il suo destino. Grazie. Grazie e complimenti a Sebastiano Bergamaschi per questo messaggio che deve arrivare dritto a un punto, che è quello che è stato citato anche prima dal dottor Rigosi. Aureliana, il commissario che è venuto anche nel Veneto e ha girato l'Italia, appunto raccogliendo le testimonianze dei cittadini e delle istituzioni, ha dichiarato essenzialmente che anche questo è un territorio che è stato considerato sacrificabile e di conseguenza richiede, preoccupato, un'inversione di rotta, facendo riconoscere come le istituzioni italiane non sono state in grado di difendere i propri cittadini e di non creare una discriminazione e di conseguenza richiedendo alle autorità di intervenire in maniera adeguata. Per questo chiamo come ultimo intervento sia Matteo Donadel che anche Erika Baldin, consigliera mia collega, per concludere questa giornata con le parti propositive che vengono lanciate dal Comitato No Inceneritore e dai gruppi appunto ISDE e Fridays for Future oggi. Io sarò molto breve per finire un po' quello che è la nostra comunicazione di oggi, perché abbiamo esposto un quadro, la dottoressa Vitalia Murgia parlava di principio di precauzione, Sebastiano di Fridays for Future ha parlato di inversione di rotta, questo lo dobbiamo fare concretamente. Noi stiamo lottando per questo e lotteremo per questo e lo diciamo già che andremo avanti con dei biomonitoraggi indipendenti, pur supportando con tutta la nostra buona volontà e disponibilità il progetto che è in corso e che citavo prima, quello finanziato con i soldi PNR. Però la questione che noi chiediamo alle consigliere e consiglieri che ci hanno ospitato, a tutti i gruppi consigliari, è di cominciare a fare qualcosa di concreto. Primo, per fermare gli impianti nocivi che contribuiscono in maniera significativa alle emissioni di diossine e mi riferisco quindi alla costruzione della seconda linea dell'inceneritore di Veritas che sta partendo in questi giorni, al progetto di Eni Rewind sull'incenerimento dei fanghi del Veneto e a riaprire anche il discorso sulla centrale termoelettrica che sembra non interessare nessuno, ma che quella è forse l'impianto che inquina di più. Quindi questo è il primo punto. Quindi chiediamo una moratoria su questo fin da subito. Chiediamo comunque che tutti i dati degli impianti più inquinanti che sono nel sito di Porto Marghera vengano resi pubblici nei siti istituzionali o delle aziende o degli enti, come avviene già in altre parti d'Italia, perché noi ogni volta abbiamo difficoltà ad accedere e capire quali sono le emissioni e quanto buttano fuori dai camini o nelle acque questi impianti. Quindi un discorso di trasparenza, finalmente. Chiediamo nello specifico su Veritas che venga rifatto lo studio da un ente terzo indipendente sulle ricadute delle emissioni gassose, perché l'Istituto Superiore di Sanità si è espresso su questo, di fatto dicendo che questo studio è vecchio o comunque pressoché inattendibile, e quindi abbiamo una linea che già sta funzionando e una che andrà in costruzione, però senza sapere quali saranno gli effetti. E chiediamo in particolare che dopo questo biomonitoraggio che abbiamo fatto si faccia un'indagine anche sui terreni e sugli alimenti del nostro territorio, parliamo del territorio di area vasta, e che nelle misurazioni degli impianti si prendano in considerazione anche la questione dei PFAS, per i quali non esistono limiti di legge a livello di emissioni gassose e che per questo non vengono neanche misurati, ma i PFAS, lo sappiamo, ci sono nelle acque, ci sono nei fumi che escono dagli impianti. Queste le cose che in prima istanza noi chiediamo e le porteremo avanti, ma chiediamo a voi, come dire, di assumere questo impegno, di portarle avanti anche a livello di istituzioni, insomma, e di azione politica. E vi ringraziamo ovviamente della vostra ospitalità e disponibilità. Siamo noi invece a ringraziare voi per questo importante studio che getta una luce inquietante, ma di sicuro non sono dati che ci sorprendono, perché insomma viviamo una situazione pesante da anni e numerosi sono stati gli studi, i dati che ci sono pervenuti e che ormai insomma tutti dovremmo conoscere, o quantomeno dovrebbero essere
resi pubblici e quantomeno insomma finanziati dalle istituzioni, che dovrebbero essere quelle più vicine ai cittadini, più rappresentative, e invece, come spesso accade, abbiamo la dimostrazione contraria, e quindi c'è da parte della cosiddetta cittadinanza attiva, dalla società civile, la presa in carico di un qualcosa che in realtà dovrebbe fare la politica, e quindi un studio sulla pericolosità di certi impianti o di alcune zone per la salute di noi cittadini. Questo trovo sia la cosa più aberrante, ovvero la politica che rincorre senza dare risposte certe e puntuali. Prima si diceva, appunto, si parlava dell'inceneritore Eni Rewind. Avevo presentato una interrogazione a gennaio 2023, è tutto pubblico, anche le risposte della Giunta che è pervenuta il 13 giugno. La Regione del Veneto in sostanza in quella risposta non prende posizione e demanda il tutto al parere tecnico della Commissione del Comitato regionale di VIA. E anche qui, devo dire, si delega molto spesso le questioni ambientali, le questioni politiche alla tecnica, che in realtà nascondono però opinioni e visioni politiche. La questione dei FAS all'interno dell'inceneritore Eni Rewind viene toccata proprio nella mia interrogazione. Eni non smentisce che dentro questo impianto potrebbero venire bruciati fanghi contenenti PFAS. Si parlava, lo diceva la dottoressa con un'espressione che mi ha colpito molto, dei bambini che sono la prima linea dell'inquinamento, e tempo fa mi ero occupata proprio nei pressi di Malcontenta. Pensate che lì c'è una scuola elementare dove proprio i cittadini, i residenti si sono accorti di un odore nauseabondo in zona, e sono stati fatti dei rilievi grazie proprio a questi cittadini che a loro spese si sono fatti carico di uno studio, e sono stati rilevati 44 sforamenti rispetto ai limiti stabiliti di benzene, quindi una sostanza altamente nociva. E pensiamo proprio ai bambini che frequentano quella scuola elementare, come possono avere un futuro. Sull'inceneritore di Fusina ce ne siamo occupati da subito, anche con i colleghi. Ho posto io per prima, credo, la questione dei biomonitoraggi con un'interrogazione del 2 novembre del 2022. La risposta della Giunta è del 2 novembre 2022, in cui ribadisce la compatibilità ambientale dell'opera, affermata dalla valutazione di impatto datata ottobre 2020, che prevedeva anche monitoraggi della qualità dell'aria preventivi e successivi all'entrata in funzione. Nella seduta del 14 febbraio scorso, diceva la Giunta, ARPAV si è resa disponibile a discutere di eventuali integrazioni alla tipologia dei dati ambientali da fornire per la lettura sanitaria, in modo da dare riscontro alla necessità evidenziata dall'Istituto Superiore della Sanità, ovvero avviare un piano di maggior dettaglio funzionale alla definizione di possibili scenari di esposizione per la cittadinanza. Eppure, che fine hanno fatto i biomonitoraggi? Siamo oggi qui a parlarne. Non dimentichiamoci che fin dal mio ordine del giorno presentato in sessione di bilancio del Consiglio, in data 17 dicembre 2020, tutto il Consiglio regionale e quindi anche la Giunta si era impegnata a realizzare questi biomonitoraggi, ed era stato uno dei tanti ordini del giorno, mi viene da dire, dei tanti impegni che la Giunta si era presa e che poi non ha saputo mantenere. E qui parliamo di tante promesse fatte ai cittadini non mantenute, purtroppo. Sul fronte inceneritori c'è anche da dire che all'interno del DEFR, documento di programmazione economico-finanziaria della Regione, era stato approvato un mio emendamento, questo parliamo di qualche tempo fa, il 30 novembre del 2021, in cui il Consiglio regionale inseriva nella programmazione regionale alcuni obiettivi previsti dall'Unione Europea in materia di rifiuti, tra cui il progressivo abbandono dello smaltimento in discarica, la riduzione dell'uso degli inceneritori e strategie di riciclo, compostaggio, riuso e riduzione. Questi sono 3 degli impegni che si era presa la Regione del Veneto.
lo ribadisco, la riduzione dell'uso degli inceneritori. Anche qui mi viene da dire, insomma, è palese che siamo totalmente fuori strada e totalmente incoerenti con gli impegni che ci prendiamo. Quindi, insomma, io ci tengo a ribadire che se non si capisce che il problema dell'inquinamento è il problema, non faremo molta strada e non avremo futuro. Grazie infinite Erika per questa importante condivisione, insomma, del lavoro che è stato fatto in Consiglio regionale e del supporto, insomma, che è stato dato alle iniziative locali. Ringrazio Mattia Donadelle e tutti quanti per aver esposto questi 5 punti di richiesta alla Regione del Veneto, in quanto responsabile dell'attività di prevenzione sanitaria e di prevenzione anche in ambito alimentare. Aggiungerei un sesto, se mi viene concesso, che è il finanziamento dell'attività di ricerca, perché il monitoraggio ha un senso per fotografare la situazione dei territori, ma per esempio per quanto riguarda le contaminazioni emergenti di sostanze chimiche persistenti e bioaccumulabili, come per esempio i perfluoralchilici, ma sono soltanto la testa d'ariete in riferimento, diciamo, alla contaminazione in generale che può avvenire in questo come negli altri territori definiti zone rosse o zone sacrificabili. Ecco che l'attività di ricerca, per andare ad aiutare coerentemente senza cedere sia le aziende agricole del territorio che i comparti produttivi industriali a sviluppare le proprie alternative, è necessario, perché dobbiamo avere una linea politica che non si affidi esclusivamente agli studi privati e alla libera attività di alcuni ricercatori che invece si mettono a servizio dei cittadini. Per questo, per esempio, sarà molto importante far condividere il percorso di chi produce in area appunto della zona circostante a Porto Marghera a compartecipare agli studi che sta facendo l'Università di Padova per la prevenzione della contaminazione da FAST degli alimenti e mi auguro che finalmente la Regione risponda alle nostre sollecitazioni di attivare nuovi sistemi di produzione e di prevenzione agricola, proprio perché da questa parte tutta l'attività a cascata di prevenzione sia sanitaria che poi anche di innovazione produttiva. Per cui non cediamo, non rallentiamo su questi obiettivi, richiediamo che la scienza internazionale più avanzata venga utilizzata per scegliere che cosa fare all'interno del nostro territorio e quali tecnologie utilizzare, perché se l'EPA americana, l'ente per la protezione ambientale americano, ha indicato che non possono essere abbattuti perfluoralchilici così come altre sostanze a temperature inferiori ai 1400 gradi, significa che gli inceneritori che in Veneto o in Italia vengono costruiti, realizzati o continuano a lavorare a temperature ridotte sono una potenziale, anzi un reale fonte ulteriore di contaminazione, di spostamento della contaminazione dai fanghi, dai rifiuti fino all'aria. E quindi questo è il tema su cui sta lavorando la scienza internazionale, questo in realtà è anche il tema su cui stanno lavorando i nostri centri di ricerca, come per esempio il CNR di Venezia, il centro poi specializzato negli studi polari, che sta proprio investendo le risorse italiane per consentire a ENI di continuare a estrarre risorse all'interno dei territori più a nord e polari che investono soldi pubblici italiani per andare a ricercare i FAS oltre oceano o a nord o a sud rispetto all'Italia. Ecco, di fronte a questi investimenti c'è la necessità di fare in modo che si prevenga fin dal principio, fin da dove la contaminazione viene realizzata, e il Veneto evidentemente ne è parte integrante. Quindi attività di ricerca insieme a una valutazione oggettiva degli impatti cumulativi delle fonti di contaminazione che ci sono in questo territorio, la pubblicità dei dati, quindi l'operazione di trasparenza che è stata fatta in altri ambiti, in altri territori e che deve essere fatta anche in Veneto, e indagini e monitoraggi che devono essere effettuati in combo insieme con un'attività di ricerca che deve consentire alle istituzioni pubbliche di avere anche gli strumenti adeguati per non esigere di meno che le migliori tecnologie oggi esistenti per il miglioramento produttivo e per la gestione di tutto ciò che di rifiuto noi produciamo e di rifiuto contaminante. Quindi grazie infinite delle vostre sollecitazioni, le riporteremo in Consiglio regionale e da questa giornata si tragga il meglio all'interno di una condivisione che metta al centro il benessere delle persone e delle relazioni che costituiscono il nostro ecosistema veneto, che è fatto anche di natura, di benessere di persone, non soltanto di attività produttive.